Siamo qui per contestare la circolare passata nelle scuole e firmata dall'assessore Elena Donazzan. In quella circolare c'erano contenuti xenofobi e una pericolosa discriminazione nei confronti degli studenti stranieri. Studenti in campo, San Tomà Venezia, a 2 passi da Palazzo Balbi, sede della Giunta Veneta. Oltre un centinaio di persone in protesta tra sindacati, studenti e associazioni. Dopo la condanna all'attacco terroristico al giornale satirico francese, gli studenti non intendono far passare in sordina la presa di posizione dell'assessora regionale alla pubblica istruzione Elena Donazzan. Invitava gli studenti musulmani e le loro famiglie a condannare pubblicamente i fatti di Parigi con la frase: se è vero che non tutti gli islamici sono terroristi, è vero che tutti i terroristi sono islamici. Cartelli, vignetti sull'incapacità politica di integrare. In piazza studenti e associazioni non solo per manifestare la propria contrarietà all'operato dell'assessore, ma anche lanciare un messaggio, un'idea di multiculturalismo possibile in Veneto. Il multiculturalismo si fa con l'apertura, si fa con il confronto chiaro, deciso, apprezzando e rispettando quella che è la diversità di tutti e specialmente dei ragazzi. Non bisogna sfruttare per motivi elettorali quello che è successo per denigrare una specifica religione, una specifica comunità come quella musulmana, come è stato fatto da Elena Donazzan.